Ancora un autovelox divelto con il flessibile, stavolta il vandalo in azione a Riese Pio X, danni ingenti e condanna dell'amministrazione, ma il gesto spopola in rete. Non tutti gli amministratori contro Fleximan, provocazione shock del sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marconi. Delitto di Anica Panfile domani mattina nel carcere di Santa Bona, l'interrogatorio di garanzia per Franco Battaglia, accusato di omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Foto da un malore al volante, fa appena in tempo a parcheggiare nel piazzale della ditta prima di morire. La tragedia a Moriago della Battaglia, vittima un 62enne. Cinevita, il caso Veneto, gli effetti su Roma. Luana Zanella ripresenta alla Camera la proposta di legge bocciata in Regione ma sostenuta dal governatore. Elly Schlein dice va discusso il problema. Zaia, io imbarazzato? Per nulla. La proposta di legge di Forza Italia per rendere obbligatorio da parte dei ristoratori il servizio di consegna al cliente degli avanzi con contenitori idoneo divide il mondo dei fornelli della marca. Sempre più frequenti gli avvistamenti di animali selvatici vicino alle nostre città, come accaduto ieri sera a un automobilista a Quinto di Treviso. Gioia e commozione oggi in Vaticano per le comunità del Vajont ricevute in udienza speciale da Papa Francesco. Il pontefice ha citato il cantico delle creature. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano l'abbiamo raccontato in diretta nella nostra prima edizione con Christian Arboit e Simone Merlo. Fleximan, come è stato chiamato, il vandalo che attacca gli autovelox segandoli con il flessibile, ha colpito ancora e lo ha fatto la scorsa notte nel territorio di Riese Pio X, tranciato l'autovelox ed è delirio social mentre indagano i carabinieri. Il cadavere è eccellente, adagiato sul fossato, lo hanno visto in tanti, qui a ridosso della strada provinciale 667, poco distante dal centro di Vallà di Riese Pio X. Era noto l'autovelox di via Kennedy, tranciato nella notte, probabilmente con un flessibile, un copione già visto in altri angoli del Veneto nei primi giorni del 2024, da Rosolina al Giau, ma per la marca trevigiana è la prima volta. Sui social, fin dal primo mattino, c'è chi ha inneggiato a Fleximan, creatura quasi mitologica, dietro alla quale potrebbero esserci più volti in un misto di emulazione e vendetta contro i dispositivi elettronici. Resta il fatto che si tratta di un reato per il quale stanno procedendo i carabinieri. Ingenti danni sul posto i tecnici della ditta lombarda che si occupa delle manutenzioni. Ci hanno mandato la comunicazione che è stato tagliato l'ennesimo palo e siamo venuti per smontare tutte le apparecchiature, mettere in sicurezza il luogo e riportarle in ditta per l'assicurazione. Soprattutto zone Veneto sta spopolando questo fenomeno. E fenomeno è la parola giusta guardando i social che parlano di Fleximan come di un eroe. Preferisce definirlo invece un Don Chisciotte il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che assicura la riparazione dell'autovelox, più volte finito al centro delle polemiche. Recentemente un avvocato trevigiano ha vinto il ricorso contro una multa, non sarebbe omologato e in passato si era mossa anche la procura. Non è né giusto né sbagliato, è su un posto che a volte ti inganna molto, ti inganna veramente molto. Ho preso anch'io 2-3, 75, 76, è un po'... però non dico che è fatto bene o male. Non si sente di condannarlo? No, non condanno. Dall'altro lato c'è chi ricorda, soprattutto tra i residenti, la pericolosità di quella strada. Si corre troppo veloce, si corre. Ci sono gente che corrono troppo veloce e quello è una sicurezza anche per noi lavoratori che usciamo qua. Non è una cosa giustissima perché comunque è una strada molto trafficata, molto veloce e si dovrebbe andare un po' più piano, ecco, tutto qua. Se non si è d'accordo si va a protestare con le autorità di competenza eventualmente. Contro Fleximan intanto le ditte di autovelox stanno correndo ai ripari. Adesso vedendo questo fenomeno probabilmente si installeranno altri pali con delle resistenze più forti in modo che solo con un flessibile non vengano giù, in modo una gabbia metallica dentro un po' più resistenti.
Sugli autovelox serve una forte autocritica, basta fare cassa. Lo dice per certi versi a sorpresa il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, nonché sindaco di Castelfranco, che se da un lato condanna il gesto di Fleximan, dall'altro lancia una forte provocazione. Sentite. Fleximan non dico nulla, dico se mi fosse concessa una battuta, se si candida alle europee questo si fa un partito per conto suo e va in Europa di sicuro. Resta un reato comunque. Resta un reato e ribadisco, non bisogna tollerarlo, non bisogna neanche banalizzare, non sono cose che sanno da fare, probabilmente verrà assicurato alla giustizia, lui o tutti coloro che lo emulano in questo momento, però ribadisco anche che serve, è necessario ed è quanto mai urgente che si torni a far prevalere quel principio che lo strumento dell'autovelox serve per far sicurezza e non cassa, perché oggi non è così. Da sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon sa benissimo quanto il tema autovelox sia caldissimo e divisivo. Da un lato c'è il tema della sicurezza stradale, dall'altro le tasche dei cittadini, in mezzo le casse spesso esangui dei municipi. La condanna del gesto in sé è solo la premessa, per il resto serve una forte autocritica. Marcon gioca a carte scoperte. Diventa intollerabile ormai ai più questo che si intravede come strumento esclusivamente per fare cassa. Abbiamo visto cosa è successo a Cadoneghe, vediamo cosa succede sulla strada del Santo, la 308, con sindaci che chiedono l'abbassamento del limite. Non è giusto secondo me. Oggi bisognerebbe in qualche modo intervenire sulle sanzioni accessorie, e quindi se qualcuno viene pizzicato che sappia che la patente magari gli viene portata via per un tempo prolungato. Insomma, per il presidente della provincia ci sono altri mezzi per fare prevenzione e repressione forse più efficaci. Agire con sanzioni pesanti e con strumenti che la legge dice non essere legittimi. Ripeto, un ricorso è stato vinto di recente, un ricorso è stato vinto a Fontaniva, mi sembra, e quindi io credo che in virtù di queste sentenze, di queste, chiamiamole come si vuole, bisognerebbe intervenire e non autorizzarli, toglierli laddove serva toglierli senza aspettare che arrivi Fleximan. Intanto sul fronte sicurezza stradale c'è un altro tema, è quello degli incroci pericolosi. Ebbene, a Monastier sono stati inaugurati gli specchi stradali degli incroci che non si appannano. È un brevetto europeo ideato da un'azienda del territorio trevigiano. È un'installazione che aumenterà la sicurezza stradale perché garantirà per 365 giorni il funzionamento e il non appannamento di questi dispositivi. È Monastier il comune scelto per testare lo specchio stradale capace di mantenere sempre un'inclinazione controllata e che garantisce la visibilità anche in condizioni di meteo avverse, evitando il pericoloso appannamento del vetro. Un brevetto europeo dell'azienda Forel. Questo dispositivo ha tutta una serie di sensori per cui si accende, si riscalda pochi istanti prima della necessità. Dotato di pannello fotovoltaico, lo specchio funziona con l'energia solare per garantire l'efficienza anche nelle aree dove l'alimentazione da rete elettrica non è disponibile. Saranno in totale 10 gli specchi che verranno installati nei punti strategici e a ridosso degli incroci più pericolosi a Monastier. Un dispositivo fondamentale per assicurare la sicurezza di autisti, pedoni e ciclisti. Il fatto che questo tipo di tecnologia aiuti ad evitare in maniera totale la formazione di ghiaccio e condensa e quindi agevolare il conducente nella visione laterale a destra e a sinistra è sicuramente importantissima. Tecnologia a cui guardano tanti sindaci del territorio della Marca, maglia nera per incidenti stradali. Provincia che è per questo sempre attenta al tema della sicurezza stradale che da anni è impegnata sul fronte della prevenzione nelle scuole e in quello pratico, grazie alla realizzazione di molte rotonde che hanno eliminato gli incroci più pericolosi. La provincia di Treviso è da 25 anni che opera in tema di sicurezza e sicuramente ha avuto dei risultati importanti in tema di diminuzione della mortalità. Al termine degli anni 2000 avevamo circa 180-190 morti all'anno, attualmente siamo arrivati
ad avere dai 50 ai 55 morti all'anno. È chiaro che sono tragedie in ogni caso, che sia uno, che siano 200, però per noi è un risultato importante. E alla sicurezza di pedoni e ciclisti, per migliorare la viabilità di pedoni e ciclisti, hanno pensato gli esponenti di Treviso Civica, che hanno presentato questa mattina a Casugana, quindi siamo a Treviso, la proposta per migliorare la viabilità in vista della costruzione del nuovo sottopasso ferroviario di via Cacciatori in città. Avanziamo due proposte, due migliorie per la realizzazione del sottopasso. Una prevede una passerella sul Sile e l'altra prevede la modifica del tracciato della ciclopedonale che parte da via Benzi. Sono queste le proposte protocollate oggi a Casugana da Treviso Civica. Due idee legate a questo passaggio a livello che a breve verrà sostituito con un sottopasso. Siamo lungo Viale Orléans e via Cacciatori e come si vede a tutte le ore è di fatto un tappo alla viabilità cittadina che il prossimo intervento di Ferrovie dello Stato dovrebbe eliminare. E se sarà un sollievo per gli automobilisti, per la lista civica in Comune a Treviso sarà invece una croce per ciclisti e pedoni. Per la lunghezza del sottopassaggio teniamo presente che l'area coperta sarà di circa 70 metri, quindi ciclisti e pedoni viaggeranno sottoterra con le auto a fianco per 70 metri. Ma un problema ci sarà anche per i percorsi fuori dal nuovo manufatto con troppi attraversamenti, come raccontano questi trattini gialli in questa cartina di Viale Orléans con il nuovo sottopasso. Per Coalizione Civica la soluzione è doppia. Da una parte rivedere la viabilità ciclopedonale, ma soprattutto pensare ad un percorso alternativo segnato su questa cartina con una nuova passerella sul Sile. Ha una valenza di spostare tutti gli utenti ciclisti pedonali su questa nuova passerella e quindi evitare loro di passare sotto il tunnel, e dà un valore aggiunto perché è un percorso dal punto di vista naturalistico molto apprezzabile. Tutto bene, ma adesso come fare per evitare che sia l'ennesimo progetto che finisce su un cassetto? Numero 1. Questo progetto è nato dalla partecipazione informata degli abitanti del quartiere. Numero 2, c'è stata comunque un'interlocuzione con il comune precedente per sondare la possibilità di questa ipotesi. Numero 3, ed è la cosa più importante, queste soluzioni a un costo molto vicino allo zero, se comparato con il costo invece del sottopasso, risolvono dei problemi che altrimenti sarebbero veramente difficilmente gestibili. Chiudiamo la pagina sulla sicurezza stradale, la cronaca giudiziaria. Parliamo della tragedia sul lavoro avvenuta alle distillerie Nardini di Monastier nel settembre del 2017. Questa mattina il pubblico ministero ha chiesto 1 anno e 6 mesi per tutti e 3 gli imputati nel processo per la morte di Lorenzo Brisotto, che aveva 49 anni al momento appunto della tragedia. L'uomo che lavorava presso le distillerie sarebbe deceduto a causa delle esalazioni delle vinacce mentre lavorava all'interno di un silos. Sul banco degli imputati siedono accusati di omicidio colposo e mancato rispetto delle norme di sicurezza 3 vertici dell'azienda. Ed è in un certo senso una morte sul lavoro, si chiama tecnicamente morte in itinere. La tragedia avvenuta questa mattina a Moriago della Battaglia, un camionista colto da malore mentre stava appunto per parcheggiare nel piazzale dell'azienda dove doveva scaricare il suo materiale. Si è sentito male mentre si trovava alla guida del suo camion. Ha fatto appena in tempo a svoltare ed entrare nel piazzale della ditta Colomberotto Carni in via Montegrappa, a Moriago della Battaglia, dove avrebbe dovuto scaricare il mezzo. Un autotrasportatore greco di 62 anni si è poi accasciato sul volante. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, i dipendenti dell'azienda che sono subito accorsi verso l'uomo che non dava più segni di vita. Immediatamente sono stati allertati gli uomini del SUAM 118 e dei carabinieri di Vittorio Veneto. Per il camionista non c'era più nulla da fare, a stroncare il 62enne che pare soffrisse di diabete, un malore che non gli ha lasciato scampo. Ed ora il femminicidio di Anica Panfile. Domani mattina alle 9 nel carcere di Santa Bona si svolgerà l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP per Franco Battaggia, 77 anni, accusato di aver appunto ucciso la donna, arrestato martedì scorso. L'imprenditore è accusato di omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Anica Panfile, 30 anni, è stata trovata morta, lo ricordiamo, nelle acque del fiume Piave a Spresiano lo scorso 21 maggio. La donna avrebbe prima ricevuto dei colpi alla testa e al volto e poi sarebbe stata soffocata. La sera dell'omicidio
sarebbe stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza un furgone, un pick-up simile a uno in uso a Battaglia, poco lontano dal punto in cui il cadavere sarebbe stato gettato. Domani è prevista anche ulteriori novità sul caso da parte della Procura di Treviso. E a proposito di violenza sulle donne, si sono concluse stamattina all'Istituto Palladio di Treviso le assemblee organizzate dagli istituti superiori sul tema della violenza contro le donne, che ha visto gli studenti del Canova donare 2 striscioni ad altrettante associazioni impegnate sul territorio. Sono stati fantastici, sono stati 2 giorni meravigliosi, hanno dato più loro a noi che noi a loro sicuramente. L'entusiasmo dei ragazzi è un veicolo per cominciare a parlare della cultura contro la violenza sulle donne. Il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso ha raccolto quelle che sono state le considerazioni, le riflessioni degli studenti degli istituti superiori sul tema della violenza sulle donne. Un percorso di sensibilizzazione iniziato nella giornata internazionale del 25 novembre scorso. Siamo molto contenti che non sia stata presa come una cosa inutile, una perdita di tempo, ma bensì quello che realmente è, quindi una sensibilizzazione giusta e necessaria ai giorni d'oggi. Un progetto che ha visto tra i promotori un gruppo di studenti del liceo Canova. E 4 ragazzi che hanno portato avanti questa iniziativa, perché il problema riguarda tutti, riguarda ragazzi e ragazze, e anzi quando capiremo che va affrontato tutti insieme saremo secondo me già a un buon punto. Alla 2 giorni di assemblee presenti l'associazione Donne Libere dalla Violenza di Quinto e il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, che ha chiuso il 2023 con 344 contatti e la presa in carico di 161 donne, iniziando il 2024 con richieste di assistenza pressoché quotidiane. Alle 2 realtà ora gli studenti hanno donato gli striscioni realizzati il 25 novembre in occasione delle iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne, sui quali ragazzi e ragazze del Canova scrissero una frase, un pensiero, una parola. È molto grande, il centro è molto piccolo, però vedremo di metterlo sicuramente all'interno del centro perché merita di essere portato lì. Noi in quanto rappresentanti d'istituto che rappresentiamo la nostra scuola, rappresentiamo i nostri studenti, ci crediamo e abbiamo pensato che potesse essere un bel messaggio. Nonostante siano terminate le assemblee, l'impegno degli istituti prosegue. È un percorso che non ha una conclusione, di conseguenza questa non è l'ultima tappa di questo percorso, avremo anche la giornata dell'8 marzo e continueremo a promuovere iniziative, diciamo appunto, per favorire, ancora una volta lo ripeto, la sensibilizzazione al tema. Ancora la cronaca, torniamo a parlare, l'abbiamo raccontato ieri, dell'aggressione all'autista Mom a Pieve di Soligo, perché Mom ha comunicato che procederà in queste ore alla denuncia nei confronti del 17enne che ieri ha aggredito un autista nel pieno centro di Pieve di Soligo, come vediamo nelle immagini di QDP News. A renderlo noto la stessa azienda. Ringraziamo le forze dell'ordine per aver subito identificato il giovane aggressore, fa sapere il presidente di Mom Colladonna. Procederemo per il danno di interruzione di pubblico servizio. Il comune di Pieve di Soligo si costituirà parte civile nel procedimento. Intraprendiamo questo iter, dice il sindaco Stefano Soldan, per dare un segnale forte a chi crea danni che mettono a rischio lavoratori e utenti dei servizi pubblici. La posizione, continua Soldan, che abbiamo deciso di assumere si muove verso il richiamo della responsabilità rispetto alle proprie azioni in maniera chiara ed inequivocabile. Ancora la cronaca, è finito in manette un 40enne veneziano che la sera di Natale 2023 si è reso responsabile di una rocambolesca fuga lungo il Terraglio partita da Mogliano e terminata a Mestre. L'auto del fuggitivo era finita contro un albero e aveva preso fuoco, come vediamo in queste immagini. Lo scorso dicembre l'uomo era stato denunciato per evasione e resistenza pubblica ufficiale dopo aver tentato per ben 2 volte appunto la fuga dai domiciliari durante le festività natalizie. La prima volta l'uomo si era allontanato dai domiciliari per compiere una spaccata ai danni di un bar di Milano. La seconda fuga invece quella che ha dato il via all'inseguimento con i carabinieri lungo il Terraglio. Dimesso dall'ospedale dopo l'incidente che vediamo nelle immagini, i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare. E adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta torneremo a parlare della legge sul fine vita. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Parliamo della legge sul fine vita, è stato uno degli argomenti più caldi della settimana, lo è ancora in queste ore. Il bocciatura della proposta di legge, però c'è un rimbalzo della vicenda
da Venezia a Roma, perché quanto accaduto in Veneto, il dibattito, le spaccature, le polemiche che ne sono nate hanno un effetto anche su Roma e si muove qualcosa. Vorrei rendere, come dire, significativo quello che è successo nel Veneto, perché significa che anche all'interno del centrodestra esiste la possibilità di un dialogo per portare quantomeno alla realizzazione una proposta, un disegno di legge che dia sistematizzazione a quanto già esiste. Queste le motivazioni che hanno portato l'onorevole Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, a ripresentare alla Camera la proposta di legge del Veneto sul fine vita bocciata martedì in Consiglio regionale. L'iniziativa legislativa si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata, continua Zanella, alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita, secondo la sentenza della Corte Costituzionale. L'intento dunque è che sia la politica nazionale a colmare il vuoto esistente senza lasciare che ogni singola regione si muova autonomamente. Io sono convinta, molto convinta, che un determinato accesso ai servizi, soprattutto nell'ambito della sanità, devono essere omogenei per tutto il Paese. La discussione iniziata in Veneto dunque scuote la politica nazionale e irrompe al seminario dei deputati Dem in corso a Gubbio. Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge, come quella per assicurare un fine vita dignitoso. È parte del programma del PD, della mia mozione. È un'occasione persa quella del Veneto, che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla Corte. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. Un'iniziativa che non disturba chi da sempre ha appoggiato la proposta di legge, il governatore Zaia. Io non sono imbarazzato per nulla, guardi, penso che questo sia un tema etico e ognuno è giusto che gestisca la sua posizione. Zaia che non risparmia una stoccata agli alleati di Fratelli d'Italia, che all'indomani del voto in Consiglio avevano evidenziato la compattezza del gruppo organizzando un convegno sul tema. Se tu vuoi fare il portabandiera del no al fine vita, l'unica roba che puoi fare è presentare una legge per abrogarlo, perché altrimenti la discussione è fine a se stessa se poi non rispondi con i fatti. Lo dico perché ci sono delle posizioni estreme che rispetto, ma che sono incompatibili poi con i fatti. Ma anche in casa Partito Democratico la bocciatura in Consiglio ha causato un mal di pancia per l'astensione di Anna Maria Bigon. Che la destra abbia sconfessato Zaia non stupisce, ma è una ferita che ci sia stato un voto del PD, chiosa Schlein. Se il gruppo del PD vota a favore e ti chiede di uscire dall'aula, è giusto uscire dall'aula, perché l'esito di quella scelta cade su tutti. Siamo per la regolamentazione del fine vita, conclude la segretaria Dem. E le parole di Elly Schlein, quella ferita profonda del PD con il voto di Anna Maria Bigon, insomma sono arrivate proprio mentre era in corso nel pomeriggio l'attesa riunione faccia a faccia all'interno del gruppo consigliare del Veneto, allargata al segretario Dem Martella. Sappiamo che, abbiamo detto in questi giorni, Anna Maria Bigon poteva rischiare anche la sospensione, ma si è deciso diversamente. Nessun provvedimento è stato preso durante l'incontro avvocato nel pomeriggio tra il segretario regionale del PD Andrea Martella e i consiglieri regionali nei confronti appunto di Anna Maria Bigon, l'esponente Dem, che martedì durante il voto sul fine vita si era astenuta senza però abbandonare l'aula, di fatto agevolando concretamente la bocciatura della proposta di legge. Il gruppo si è rammaricato per la decisione della consigliera Bigon di non partecipare al voto, scelta motivata da ragioni di coscienza, ha spiegato in una nota il senatore Martella. Pur nella diversità di vedute su questo tema è stato ribadito però l'impegno di tutti a proseguire in maniera unitaria e coesa nel lavoro di costruzione di un'alternativa in vista delle prossime elezioni regionali. Quindi torna a parlare di compattezza, di coesione dopo quanto accaduto Martella. Al termine del confronto è stato deciso anche di lavorare fin da subito per presentare anche a livello regionale il disegno di legge statale già presentato al Senato nel corso di questa legislatura e approvato dalla Camera nella scorsa. Il PD inoltre chiede a Zaia di approvare immediatamente una delibera di giunta, era la richiesta anche di Cappato dell'associazione Luca Coscioni, per ovviare alle incertezze e possibili disomogeneità all'interno della regione, che recepisce dunque la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi cerca di ricompattarsi il PD dopo il caso Bigon, ripassa la palla a Zaia e appunto alla regione con la
la richiesta di una delibera, come è stato chiesto anche dall'associazione Luca Coscioni. E intanto su un altro fronte ci sono i dati invece della denatalità, fenomeno in forte crescita in tutto il Veneto e anche nella Marca. 349 parti in meno nel 2023 rispetto al 2022 nell'intera ULSS 2. Si tratta di un trend costante di decrescita della natalità, un dato che preoccupa non poco e rispecchia la situazione anche a Treviso. Abbiamo avuto un calo dei parti rispetto al 2022, quest'anno abbiamo avuto 2.265 parti contro i 2.338 del 2022, quindi un 73 circa in meno. Non solo, la popolazione straniera sostiene la natalità, ma non è determinante. Anche qui, prego. No, ecco, anche per quanto riguarda l'aspetto della cittadinanza, no, perché si dice che la componente maggiore è data dalla popolazione, straniera. In realtà noi qui a Treviso abbiamo un 76% di parti di donne italiane, mentre il restante 24% è dato da donne straniere, di cui la percentuale maggiore, un 12%, è fatta da donne dell'Est Europa e un 6,5% da donne africane. Soprattutto le seconde generazioni, spiega il dottor Busatto, hanno spostato l'età della prima gravidanza un po' più avanti ed hanno ridotto il numero dei figli a 2 o 3 al massimo e non come un tempo. Sulla questione fertilità sono circa il 15% le coppie infertili, 50% a causa maschile, il 50% a causa femminile. Sappiamo anche che in Italia c'è stato un aumento poi di controparte delle nascite da fecondazione assistita. In 10 anni c'è stato un aumento di circa il 73% di bambini nati da fecondazione assistita. Sulla questione natalità, ci spiega ancora, è fondamentale che i politici cambino la loro mentalità, comprendendo che le spese demografiche devono essere considerate degli investimenti e non dei costi. C'è una proposta di legge di Forza Italia che sta dividendo in questi giorni, in queste settimane, il mondo dei fornelli, dei ristoratori in tutta Italia e anche nella Marca. La proposta che vorrebbe rendere obbligatorio da parte dei ristoratori il servizio di consegna al cliente degli avanzi di pranzo o cena con contenitori idoneo, la cosiddetta doggy bag. Questa proposta di legge di rendere obbligatorio il doggy bag, come la vede? È una stupidata. Liquida così uno dei volti storici della ristorazione trevigiana la proposta di legge che rende obbligatoria la consegna al cliente degli avanzi di pranzo o cena. Una stroncatura netta, secondo Dino, per un semplice motivo. Se uno avanza un pezzettino di coniglio o una fettina di filetto, se uno dice Dino me lo porto a casa, è lui che me lo chiede, ma io non posso obbligarlo, portatelo via, perché se uno dorme in albergo, che viene da fuori, dove lo mette la fettina di filetto? Sotto letto in albergo? No, per la strada lo butta via così fa doppio malano. Per il ristoratore non serve obbligare ciò che, se richiesta, è già una consuetudine. Più di qualche cliente, qualche signora mi dice ma signorino posso portare? Come no? C'ho le vaschettine adatte, la borsettina e tutto, però a un certo punto quello che viene da fuori, che se non lo vuole, cosa fai? Lo butti via. E quello che inglesizzato viene definito il doggy bag, nella Marca non solo è un servizio che i ristoratori fanno da tempo, ma addirittura una iniziativa che vede insieme il mondo dei fornelli con quello della gestione dei rifiuti. Nel 2015, assieme a Contarina e a FIPE e al Consorzio Imballaggi Alluminio, abbiamo fatto nascere questo progetto che si chiama Tenga al Resto e permette appunto di ridurre lo spreco alimentare e offrire un servizio al cliente. Un servizio che, sottolinea Zago, non ha mai messo in difficoltà nessuno, anche chi gestisce grandi eventi. Voi quanti coperti avete qui adesso, in tutto? Circa abbiamo un 250 coperti e l'esperienza per il doggy bag com'è andata? Con 250 coperti c'è chi dice che diventerebbe quasi un lavoro doverlo dare a tutti quanti per legge. No, invece no, perché non ci dobbiamo spaventare, sarà circa, guardi, l'1% che lo chiede. Quindi più che fare una legge che obbliga i ristoratori, dalla categoria il messaggio alla politica per una norma che sensibilizzi maggiormente i clienti a non sprecare cibo. Ma anche qui in aiuto c'è l'esperienza di chi gestisce porzioni e soprattutto qualità nei piatti. Se tu vai in una mensa o è logico che quello che avanza la buttano via.
Se tu vai a mangiare in un posto dove c'è un self-service, per esempio, eccetera, quello che avanza, chi glielo dai? Lo butti via. Ragionai più sulle porzioni e meno. A parte la porzione, il tanto e il poco, è il giusto, anche perché difficilmente avanzano qualche cosa sui miei piatti. Sugli altri posti non lo so. Indubbiamente ha ragione Dino Caramella. Adesso parliamo degli avvistamenti sempre più frequenti di animali selvatici, lo sappiamo, vicino alle nostre città, come è accaduto ieri sera a un automobilista al Quinto di Treviso. Via Zecchina, Quinto di Treviso, Lorenzo Danieli sta rientrando a casa quando la sua attenzione viene attirata da 2 puntini luminosi a bordo strada nel buio della sera. Ho notato un animale sul ciglio del fosso che guardava dentro il fossato, per niente impaurito, era lì. Come l'ho visto, ho visto subito che era una volpe. Ho invertito la marcia, ho detto vado a vedere se si tratta effettivamente di una volpe. Danieli a quel punto fa inversione di marcia e si avvicina alla volpe per fotografarla. L'animale, nonostante la sua presenza e i fanali dell'auto, non si allontana. Neanche intimorito per niente, è rimasto lì. Poi quando mi sono avvicinato con l'auto, dopo alcuni minuti ha preso la strada dei campi. Questo avvistamento dimostra come siano cambiati i rapporti con gli animali selvatici. Abbiamo segnalazioni nei centri abitati di branchi di lupi, definiti per questo animali confidenti, così come la volpe di Quinto, cioè animali che non hanno più paura dell'uomo. Questo perché la pressione venatoria verso la fauna selvatica si è ridotta negli anni. Spiega il dottor Diego Cattarossi, veterinario, che aggiunge come nel caso della volpe il suo avvicinarsi alle città sia legato alla ricerca di cibo, non solo carne ma anche frutta e verdura. Negli avanzi della nostra cucina, nelle immondizie, trova molto cibo. Per quanto riguarda la possibile pericolosità della vicinanza della volpe, il dottor Cattarossi spiega come sia considerato un animale che più di altri può trasmettere la rabbia, ma grazie ai controlli delle autorità italiane nel nostro paese la malattia non esiste più. Sono altre invece le problematiche che possono crearsi. Vuoi di natura sanitaria, con la possibilità di trasmettere malattie parassitarie, anche se poco probabile, vuoi anche di gestione delle strade, incidenti stradali ad esempio. Nessun allarme comunque, ma dal veterinario il consiglio di disincentivare più possibile questo contatto con le volpi. Dissuadendo l'animale dall'avvicinarsi all'uomo, ad esempio con dei suoni, con dei rumori molto forti che possono spaventarlo. E adesso vediamo che tempo farà nelle prossime ore. Si è fatto sentire oggi il vento e anche il freddo, abbiamo visto le raffiche di vento soprattutto nel veneziano. Allora, come sempre, come ogni venerdì, il generale Giancarlo Iannicelli ci spiega cosa succede nel weekend. Dopo le piogge diffuse nelle ultime ore, il tempo volge a un netto miglioramento, grazie alla presenza di un'alta pressione. Vedete sulla carta del tempo il cambiamento, questo forte cambiamento della situazione è legata all'alta pressione, a quest'alta che dall'Atlantico si stacca verso di noi fino a formare un secondo centro di massima, piuttosto intenso, vedete il valore. Ecco, questo mantiene lontani i sistemi perturbati e assicura tempo stabile per i prossimi giorni. E quindi per sabato e per domenica prevediamo su tutte le nostre zone cielo in prevalenza sereno, soprattutto sabato. Domenica temporaneamente potremmo avere una velatura ma nulla più, ma questo tempo stabile con qualche variazione, diciamo con qualche annuvolamento, ci accompagnerà probabilmente per tutta la prossima settimana. Ma c'è un se, ma abbiamo le temperature che si abbasseranno notevolmente. Ecco, questo è il fatto più importante forse delle prossime ore, quindi prevediamo gelate notturne e mattutine naturalmente per sabato, per domenica, ma anche la prossima settimana saremo lì sempre con gelate, calerà il freddo, però rimarrà freddo, d'altronde questo è il periodo. Questo normalmente è dovuto ai rasserenamenti, perché il terreno perderà velocemente quel poco di calore accumulato, e dal vento che rimarrà con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali. Quindi dicevamo minime -3, -4, temporaneamente -5 zone più esposte, le massime non supereranno i 6-7 gradi. L'alta di cariche per ora è molto mosso, tenderà ad attenuarsi lentamente. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese.
È una storia infinita quella della pista da bob di Cortina, della nuova pista da bob di Cortina. Il cielo sopra la Regina delle Dolomiti torna a rabbuiarsi il giorno dopo la chiusura positiva della gara per la costruzione della pista da bob a Cortina con la Pizzarotti di Parma e l'offerta della Pizzarotti di Parma. Sulla sua destinazione olimpica arriva il no del CIO. Più che un colpo di scena, la conferma di un pensiero immutabile per il CIO, la costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura non è essenziale per le competizioni di bob, slittino e skeleton nelle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A metterlo nero su bianco per l'ennesima volta è Christine Kloster, presidente della commissione di coordinamento del Comitato Olimpico, a cui si era rivolto il Comitato Civico di Cortina lo scorso dicembre, dopo la pubblicazione del bando di gara per la costruzione della pista da bob secondo il progetto Light voluto dal ministro Salvini. Kloster reitera il pensiero del CIO, inequivocabile e in linea con l'agenda olimpica 2020. Senza un piano di legacy chiaro e attuabile non si costruiscono infrastrutture permanenti, perché l'esistente numero di piste per gli sport di scivolamento al mondo è sufficiente per il numero di atleti e competizioni negli sport di bob, slittino e skeleton. Inoltre, si legge nella lettera, come affermato nelle sessioni del CIO a Mumbai, solo piste già esistenti e funzionanti devono essere considerate, dati i tempi rimanenti molto stretti e la necessità dell'omologazione dei test events per garantire la sicurezza di una struttura complessa oltre a quella degli atleti. Certo, scrive Kloster, la potenziale costruzione di una pista da bob è legata a un investimento pubblico, per cui resta fuori delle competenze del comitato organizzatore Milano-Cortina, cioè a dire: vogliono fare la pista? La facciano pure, tanto alla fine la sede di gara la decideremo noi. Inutile dire che la risposta del CIO ha incassato la soddisfazione del Comitato Civico di Cortina. Più che una giornata di sole, come ha riferito il sindaco Lorenzi, ieri a Cortina si brancolava nella nebbia il commento del Comitato e con tutta evidenza l'annuncio del 31 gennaio sarà cruciale non solo per Cortina, ma per l'immagine dell'Italia intera. Cambiamo argomento decisamente: la gioia e la commozione oggi in Vaticano per le comunità del Vajont ricevute in udienza privata da Papa Francesco. Per loro il pontefice ha citato il cantico delle creature. Un'onda di speranza fatta di memoria e ricostruzione. In 200 pellegrini dalla terra che 60 anni fa venne rasa al suolo per l'avidità dell'uomo alla tomba di San Pietro per incontrare Francesco. Una giornata storica per superstiti e sopravvissuti del Vajont, per le autorità civili e religiose, nel 60° del disastro che causò la morte di 1910 persone. Artefici e testimoni di semi di risurrezione li ha salutati il Papa con gratitudine nell'udienza privata ospitata nell'aula Clementina del Vaticano. Abbiamo avuto la sensazione proprio di essere accolti in una casa così, che ci ha dato il senso proprio più bello del ricostruire, dell'aprire lo sguardo sul futuro. Grazie di cuore le parole di incoraggiamento di Papa Francesco ai pellegrini, onda di vita e di fraternità, mentre cita il cantico delle creature, scritto 800 anni fa da San Francesco. Il Papa ha riconosciuto anche un po' quello che è il nostro specifico nelle terre lungo il Piave, nell'Ongaronese, ma nel Bellunese, nell'alta montagna, quello di ricreare un rapporto di armonia, di contemplazione, ha detto lui, nei confronti del creato. La cura del creato, ha detto il pontefice, non è un semplice fattore ecologico, ha a che fare con la vita dell'uomo, così come il creatore l'ha pensata e disposta, e riguarda il futuro di tutti. Un messaggio forte e diretto è arrivato al cuore della comunità longaronese. Il Vajont deve ancora insegnare. Questo 2023 e questo inizio del 2024 abbiamo concluso un lungo percorso di iniziative, di momenti di riflessione per una tragedia che ha toccato veramente le corde di tantissime persone. Le parole del Papa sono state veramente un momento di grande intensità e sulle quali sarà necessario riflettere per il messaggio di speranza e di apertura verso il futuro. Senza memoria non possiamo vivere e senza la responsabilità non siamo degni di vivere. Quindi noi dobbiamo ringraziare, quindi ci ha preso
il groppo alla gola pensando che Papa ci sproni per questo. Al termine del messaggio di Papa Francesco, i saluti personali e l'offerta dei doni della terra bellunese, Roberto Padrin, anche nel suo ruolo di presidente della provincia, ha donato al Santo Padre un pastorale realizzato dallo scultore Mauro Lampo in legno di abete della tempesta Vaia con l'effigie di un pesce, simbolo di Cristo. La sanità adesso, il mondo della sanità bellunese a confronto sul suo futuro, oggi a Feltre. Sanità in montagna. Oltre alle città ci sono le cosiddette aree interne, fatte di oltre 4.000 comuni dove abita un quarto della popolazione italiana. Il tema della sanità nelle terre alte è stato al centro del convegno promosso dall'ULSS 1 Dolomiti, un vero e proprio laboratorio di proposte e di idee, destinato a diventare un appuntamento annuale. Oggi abbiamo una situazione nazionale, regionale molto in crisi per quanto riguarda il sistema sanitario. Abbiamo una forte denatalità, invecchiamento della popolazione che in montagna è sentito ancora in maniera molto più forte. Quindi dobbiamo ripensare i modelli organizzativi, cioè il collegamento tra ospedale e territorio, il potenziamento della medicina territoriale in tutte le sue fasi, proprio perché sappiamo abbiamo una popolazione cronica con patologie molto specifiche che deve essere seguita e presa in carico continuamente. L'ULSS Dolomiti si propone come laboratorio per la costruzione e la sperimentazione di modelli innovativi per la sanità di montagna, mettendo insieme energie ed idee per dare le migliori risposte possibili a chi vive la montagna ogni giorno o da turista. Certo, le distanze che si notano qui in montagna su una città non le abbiamo, insomma, no? E quindi anche il tema distanze gioca un ruolo fondamentale importante. Qua lo copriamo ad esempio con un elisoccorso per quanto riguarda l'emergenza urgenza, lo copriamo con una rete di ambulanze sul territorio molto più ramificata che se non appunto nel territorio cittadino e così via. Il convegno è stato il primo passo di un percorso che vedrà l'avvio di laboratori monotematici, uno in primavera a Pieve e uno in autunno ad Agordo, e il proseguimento dei lavori per un nuovo convegno a gennaio 2025 a Belluno. Faccio una battuta che forse può essere utile. Quando si è giovani, ricchi e in buona salute, problemi non ne abbiamo e non chiediamo alla pubblica amministrazione di risolverceli perché siamo in grado di farlo da soli. Il problema è che se le società invecchiano, cambiano la loro struttura, questo aspetto qui della giovinezza, della salute e della ricchezza non c'è più e quindi abbiamo bisogno degli altri. In verità abbiamo bisogno degli altri sempre e possiamo ottenere da loro qualcosa se diamo loro qualcosa. Sarà la fondazione l'assetto previsto per la gestione del nuovo Lollino. La novità è stata comunicata ieri sera durante l'assemblea che si è svolta nell'aula magna della scuola della diocesi. Diocesi e scuole per crescere siederanno in numero uguale nel consiglio di amministrazione chiamato a vigilare e a garantire sulla prosecuzione dell'istituto, salvaguardandone natura, origine e identità. Oltre a Lollino, Scuole per Crescere sosterrà la diocesi nella gestione delle altre realtà cattoliche della provincia, dalle scuole agli asili parrocchiali. Era l'ultima notizia anche da Belluno, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Venti forti da nord-est raffreddano tutta Italia. Il tempo sarà buono ma valori termici in crollo. Vediamo il dettaglio di sabato 20 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno e limpido. Il vento sarà moderato da nord-est. Come detto, temperature in calo sotto la media stagionale, minime sotto zero ovunque, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi, possibilità di ghiaccio al suolo su tutta l'area montana e sul Carso. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime sui 4-6 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche in questo caso tempo molto soleggiato, dunque poche novità con cielo sereno. Temperature minime sotto 0, massime sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.